Bentornati e bentrovati a Storie. Esiodo è uno dei grandi padri fondatori della civiltà greca insieme ad Omero. Abbiamo raccontato nelle scorse puntate come Esiodo decida di raccontare, di tratteggiare il dramma umano attraverso un particolarissimo punto di vista, che non è soltanto quello geografico di una regione remota, appunto questa Beozia su cui non si conosce praticamente nulla, questo villaggio misterioso, il villaggio di Ascra dove viveva Esiodo, ma è un personaggio che racconta la sua storia, che racconta la storia dell'umanità attraverso il suo dramma personale, la sua vicenda personale. Ma allora domandiamoci chi fosse Esiodo. Esiodo era il figlio di un armatore che aveva tentato di far fortuna in Asia Minore. Quando poi questa fortuna era passata, perché l'epoca mercantile si era in qualche modo chiusa e era tornata di moda le attività più agricole, questo armatore decide di rifugiarsi in un sperduto villaggio della Beozia, appunto Ascra, e in questo villaggio della Beozia decide di praticare l'agricoltura. Un uomo che cerca di far fortuna, che cerca di vivere del suo lavoro, di quello che ha, muore prematuramente, ha due figli, che sono per l'appunto Esiodo e Perse, e quando Esiodo e Perse si ritrovano di fronte all'eredità paterna, si dividono questa eredità paterna, e dovendosi dividere questa eredità paterna, Perse chiama in giudizio Esiodo, accusando il fratello di avere intascato più soldi di quanti gli erano necessari e dovuti. Esiodo si difende, dice che questo non è vero, si apre un contenzioso proprio di fronte ai giudici, e a quel punto Esiodo si accorge di un fatto, che Perse aveva corrotto i giudici, e i giudici arrivano ad emettere una sentenza per cui gli viene espropriata un'ulteriore parte di eredità a favore di Perse. Perse con questa parte di eredità fa lo scialacquone, in una novella parabola del figlio prodigo ante litteram, fa lo scialacquone completo, e di fronte a questo scialacquamento di tutta l'eredità paterna Esiodo si rammarica che i perfidi giudici non avevano in qualche modo interpretato adeguatamente la giustizia, il ruolo di giustizia, di garanti della società che gli era stato attribuito. E da questo punto, da questo momento, Esiodo comincia a raccontare le sue vicende liriche. Nascono in questo contesto una delle sue più grandi opere, le opere e i giorni, chiamate proprio così proprio perché cercano in qualche modo di raccontare come dovrebbe essere la giustizia umana, come la giustizia umana dovrebbe muoversi. Ecco, questo è interessante. Il rapporto sulla giustizia umana, il racconto sulla giustizia umana di Esiodo parte dalla vicenda umana che l'aveva in qualche modo segnato. Di Omero noi non sappiamo niente, di Esiodo sappiamo molto, sappiamo tanto, ce lo racconta lui, e ci racconta proprio che questo è il motivo che lo ha portato a raccontare certe cose, a dire certe cose. Esiodo si occupa di giustizia, Esiodo si occupa della giustizia nell'umanità perché era stato profondamente ferito dalla giustizia degli uomini. Capite che il racconto di Esiodo diventa molto interessante e la sua vicenda biografica diventa specchio di vicende di tanti di noi. Quindi è interessante continuare a raccontare Esiodo, lo faremo qui, lo faremo a Storie, sempre domani.